Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Presidente, è una giornata emozionante in attesa di domani, la giornata della memoria. Sì, penso che però secondo me dobbiamo superare i luoghi comuni sulla giornata della memoria, sulle pietre d'inciampo e dobbiamo tramutarli in qualcosa che deve essere un argine a delle manifestazioni che anche oggi vediamo di intolleranza ed anche, devo dire, in alcuni casi di persecuzione verso il popolo ebraico. Penso che dobbiamo oggi dirlo con chiarezza e con decisione, perché tutti sono in grado di andare a ricordare, a parlare dei drammi del passato, a dire quello che non doveva esserci, che invece c'è stato, a raccontare dei milioni di morti e di vittime innocenti, però dobbiamo essere anche in grado di mettere un argine a tutte quelle derive che esistono ed anche quelle situazioni nel mondo. Ho fatto l'esempio di Israele, io sono stato un anno e mezzo fa di Israele, sono partito dove mi è stato detto che stavano arrivando i razzi su Israele. Cioè non è accettabile che una persona abbia paura di andare a fare la spesa o di portare i figli a scuola perché rischia che un razzo lo ammazzi, lui e la sua famiglia. Su queste qua dobbiamo avere una posizione molto decisa perché altrimenti far correre diventa pericoloso perché poi un piccolo ruscello rischia di diventare un fiume in piena. Operazione congiunta è in corso tra la Questura e i Carabinieri di Roma per truffe ai danni di anziani. In manette sono finite 7 persone con l'accusa di associazione per delinquere. Decine e decine i casi accertati nella capitale, così come in Friuli Venezia Giulia. In tutti i casi le vittime avevano denunciato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo o da un avvocato, il quale riferiva di un finto incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un parente della vittima e per cui era urgentemente necessaria una somma di denaro per risarcire il danno causato, paventando, in caso contrario, gravi conseguenze giudiziarie a carico del familiare. Chiaramente le vittime cadevano nella rete consegnando o contante o monili in oro. L'operazione è tuttora in corso e non si escludono ulteriori novità. Operativo da questa mattina il drive-in per tamponi rapidi realizzato nel piazzale antistante il palazzetto comunale di San Giovanni a Natisone, un'area attrezzata dalla locale squadra della Protezione Civile su richiesta dei medici di base del territorio. Velocità e sicurezza nel rispetto delle direttive in materia anti-Covid. Un tampone veloce che consente di dare l'esito, positivo o negativo, quasi in tempo reale, mantenendo le distanze di sicurezza sia per l'operatore sanitario sia per il paziente che comodamente dalla propria auto in pochi secondi permette di espletare il tampone. I giorni di servizio del drive-in il martedì e giovedì pomeriggio tra le 13 e le 17 su appuntamento tramite il proprio medico di base. Come detto, la richiesta è stata inoltrata dai medici locali del Friuli Orientale per evitare, in caso di paziente positivo al Covid-19, di chiudere per alcuni giorni l'ambulatorio per la disinfestazione degli ambienti. Grazie alla sensibilità della locale amministrazione comunale si è ricavata in tempi celeri la location. A presidiare l'area, nelle ore di operatività, i volontari della Protezione Civile. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.